Che ti è sembrato di questo numero di apertura? Io non ci ho fatto caso. Prego. Ma buongiorno Renzo, ma dopo mio, un anno ritorniamo a fare il nostro sprizzetto. Si vede, finita la pandemia. Sai che forse questo qua è il mio e il tuo, perché questo qua forse è... Guarda, con una grande velocità, Ecco, noi, prova a sentire se quello è alcolico o meno. guardando il colore, è sicuramente non alcolico. Ah, perfetto. Allora, che dire, ritorniamo dopo un anno al nostro sprizzetto. Ritorniamo perché ce l'hanno chiesto in tanti e perché a me personalmente, spero sia reciproco, piace parlare con Renzo Marangon. Grazie, E a me ogni piace volta... molto parlare con Maggi, e però è vero, tanti chiedevano, non li fate più? Beh, e Non li fate invece più? siamo ritornati. Siamo tornati allo sprizzetto. Allora, che dire, un anno di pandemia non ne parliamo perché poi è una cosa inflazionata. Sai di cosa vorrei parlare? Bravo, hai bene che non parliamo della pandemia, perché è una cosa triste. È una cosa Parliamo del triste da una parte, abusata, eccetera, eccetera. Poi c'è tutto il discorso Novax e Provax che non vogliamo toccare. Però lunedì c'è stato un incontro, secondo me interessante, importante per il nostro territorio. Penso sia stato abbastanza fatto conoscere alle persone, che Trivelle. Sì. Allora, dopo quello che abbiamo subito dagli anni 50 in su, dopo aver fatto un referendum, dopo aver fatto 1000 dimostrazioni, eccetera, arriva il Ministero dell'Ecologia, o come si chiama, concede di fare ancora trivelle al largo delle nostre coste. Sì, per fortuna l'iter non è ancora terminato. Però è a buon punto. Però è a buon punto, ma la cosa, allora spieghiamo ai nostri ascoltatori, il Ministero della Transizione Ecologica sta autorizzando una ditta australiana a estrarre metano al largo del delta del Po. Ovviamente noi dobbiamo ringraziare il parco del delta del Po, in particolare il suo presidente, che è il sindaco di Loreo Gasparini, il quale ha avuto il coraggio ed è partito per primo e ha ricorso presso il TAR del Lazio, che ha competenza su tutta Italia, per fermare le trivelle. Il problema vero è che fuori dal nostro contesto polesano nessuno mica sa che qua era una situazione come quella che conosciamo noi, e quindi dobbiamo fare un doppio sforzo di... Però sai cosa mi ha colpito? Io ho seguito tutta la giornata, ricordando che è trasversale, nel senso che non è con una collocazione politica particolare, ma c'erano veramente, perlomeno gli aderenti a questo comitato, sono trasversalissimi. Però in un paio di interventi è venuto fuori l'eterno discorso che non c'è sinergia tra il parco emiliano e il parco veneto, anche tra l'altro che si vorrebbe fare un parco unico, che secondo me sarebbe la soluzione ideale, cioè un parco nazionale senza collocazione regionale, però che non c'è questa sinergia. Qualcuno ha parlato dei vari relatori, che addirittura quando c'è da proporre qualcosa l'Emilia sia suo pro e favorevole, altrimenti cerca di mettere anche il bastone tra le ruote. E quindi perché? Why? Sì, allora mi prenoto nel farti una domanda. Se tu nei prossimi sprizzetti potrai mettere in programma un approfondimento sulle questioni del parco, perché così spieghiamo anche perché ci sono due parchi. Quello che dici non solo è vero, verissimo, ultra vero, ma è purtroppo una situazione consolidata. L'Emilia Romagna, al di là del parco, sulle questioni dell'estrazione del metano, della subsidenza al largo del porto di Ravenna in particolare, da circa 20-25 anni riceve miliardi, una volta erano milioni di lire, adesso sono centinaia di migliaia di euro, per contrastare la subsidenza, ma nel senso che riceve dei soldi. Sulla questione del metano non sarà mai nostra alleata. Sì, lo dico con profondo rammarico, ma lo dico anche perché è inutile che ci illudiamo, cioè non andiamo, ma perché loro, facciamolo intanto. Tu cosa penseresti, dopo ci beviamo lo sprizzetto e chiudiamo, certo. Ma tu cosa penseresti di un parco unico? Ma certo, andrebbe benissimo. Sì, c'è un parco nazionale al di là era l'idea del Ministero all'inizio degli anni 90,
Tant'è vero che l'Emilia Romagna ha fatto il parco nel 1987, noi nel 1997, quindi con 10 anni c'è una diversa sensibilità su questo. L'unica differenza, tieni conto di una cosa però, l'idea era del parco, ma era un parco nazionale se lo fa lo Stato. Il parco nazionale ha vincoli e non ha nessun rapporto con il parco, con il territorio. Per questo le due regioni fecero due parchi che a livello nazionale le chiamano interregionali, è il massimo interregionale. C'è già il parco interregionale, è la somma dei due parchi. Uno solo o è nazionale, ma ti consiglierei di non insistere su questo, di non proporlo, perché il sistema di vincoli è, siccome viene paragonato agli altri parchi, e gli altri parchi nazionali non hanno mica persone che ci abitano, mentre noi siamo un posto molto antropizzato. Sì, ti butto da dire un'ultima provocazione, poi beviamo lo spritz. Certo. Però bisogna ricordare che molto spesso il nostro parco del Veneto è stato amministrato da un commissario che probabilmente conosceva anche poco la nostra zona, visto che e questo anche è stato un limite. Sì. Quando ne parleremo, però no, guarda che il parco amministra solo, forse c'è una diversa concezione o diversa opinione. Il parco amministra solo nel proprio territorio le autorizzazioni eccetera, non è che ha soldi da distribuire, non ha nulla di tutto questo. Cin cin. La tua. Questo spettacolo è orribile. Ma Ventoso, disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro?